Renato Schifani è il nuovo presidente della regione siciliana, lo ha proclamato durante una cerimonia alla Corte d'Appello di Palermo. Il presidente dell'ufficio centrale regionale per l'elezione del presidente della regione e dei deputati all'Assemblea regionale siciliana, Giacomo Montalbano. Schifani, candidato della coalizione di centrodestra, è risultato il più votato nel corso della consultazione elettorale dello scorso 25 settembre, ottenendo 894.306 voti, che succede appunto all'ex presidente Nello Musumeci. Schifani, 72 anni, laureato in giurisprudenza, per anni ha esercitato la professione di avvocato, è entrato in Forza Italia nel 1995, l'anno successivo è stato eletto al Senato e da quel momento ha concentrato il suo impegno all'attività politica, ricoprendo anche l'incarico di presidente di Palazzo Madama dal 2008 al 2013, capogruppo di Forza Italia dalla 14ª alla 15ª legislatura, che va dal 2001 al 2008. Schifani è stato anche componente della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali e firmatario di diversi disegni di legge, tra i quali quello sull'utilizzo delle disponibilità finanziarie per la conferenza ONU sul crimine organizzato, quello di modifica delle norme sulla gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati per rendere maggiormente efficace questo istituto. Nel 2002 è stato sostenitore dell'iniziativa parlamentare che ha portato alla stabilizzazione del 41 bis, trasformando in carcere duro i mafiosi di misura straordinaria a misura definitiva inserita a regime nell'ordinamento giudiziario. Le dichiarazioni del presidente Schifani sono state quelle: sono consapevole delle mie responsabilità, conosco bene il compito che mi attende. La legge, dichiara il presidente della regione Schifani, non mi consente di avvalermi immediatamente di una giunta nella pienezza dei poteri, sopperirò con i limiti di spazio e di tempo fisico che potrà avere un uomo che si dovrà occupare di 12 deleghe. Mi auguro che in questa fase duri il meno possibile, io ce la metterò tutta. Affronteremo in primo luogo le emergenze quotidiane che possono interessare una regione come la Sicilia e tante altre attività territoriali. Gli interessi dei siciliani vanno privilegiati, continua Schifani, li rappresenterò davanti al governo nazionale che si formerà tra poco con fiducia, determinazione e rispetto dei reciprochi ruoli. A margine, il presidente Schifani ha voluto dare un saluto particolare al neoeletto presidente Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, una persona alla quale, afferma Schifani, mi legano grande stima e amicizia. Abbiamo avuto percorsi istituzionali e politici comuni e sono felicissimo per la sua elezione. Devo dire che per la Sicilia oggi è un momento felice. Oggi 14 ottobre alle ore 18 a Palazzo d'Orleans in Sala Alessi a Palermo è in programma l'insediamento del nuovo presidente della regione siciliana Schifani e il conseguente passaggio delle consegne tra il governatore uscente Nello Musumeci, attuale senatore, e lo stesso Schifani. Il mio primo pensiero va alla neoeletta seconda carica dello Stato, il senatore Ignazio La Russa, siciliano come me, cui mi lega un profondo rapporto di grande stima ed amicizia. Abbiamo svolto in contemporanea ruoli politici ma anche ruoli istituzionali, quando ero Presidente del Senato lui Ministro della Difesa. Oggi è un momento particolare tra l'altro per la Sicilia, perché in effetti si insediano il sottoscritto ma in contemporanea un secondo Presidente siciliano. Di questo credo che la Sicilia non possa che esserne orgogliosa. Per il resto conoscete la legge che non mi consentirà di poter avvalermi immediatamente di assessori facenti funzioni, la legge del 2021, quindi lavorerò da domani come unico Presidente della Regione senza assessori, ce la metterò tutta naturalmente in attesa che si consumino i tempi procedurali. Lavorerò molto su questo, compatibilmente con quelle che saranno le emergenze quotidiane che possono toccare una regione come la Sicilia e tante altre realtà territoriali. E basta, sono abbastanza preso da grande responsabilità, so bene il compito che mi accompagnerà, rappresenterò i siciliani davanti al governo nazionale che si creerà tra poco. Lo farò con fiducia, determinazione e rispetto reciproco dei ruoli. Immediatamente posso fare, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, dare un'occhiata immediatamente alle fasce deboli, subito dare dei segnali concreti
questa è nella immediatezza. Poi esaminerò tutti i dossier naturalmente di tutti gli assessorati, perché ripeto, il mio compito è un compito di ordinaria amministrazione. Poi se vi saranno delle emergenze le affronteremo assumendoci le responsabilità di derogare dalla ordinaria amministrazione. Certo, ci sono delle emergenze, non ci sottrarremo naturalmente, ci coordineremo con la protezione civile. In momenti del genere, secondo la mia cultura, non esiste il divario tra ordinaria amministrazione e straordinaria amministrazione. Non ci sottrarremo dalle nostre responsabilità dinanzi a situazioni delicate come momenti di sofferenza o momenti di disastro che stiamo vivendo. Tempi prevede per la Giunta, Presidente? Ma guardi, i tempi, mi concentrerò sulle emergenze, d'altronde questa legge la conosciamo tutti, è una legge che consentirà l'insediamento degli assessori non meno tra almeno 20 giorni, perché 20 giorni decorrono non da oggi ma dall'ultima proclamazione. Per cui i tempi saranno i tempi normali della politica, come si stanno realizzando i tempi normali della politica nazionale. Quindi, ripeto, dovrò coniugare questo problema privilegiando in questo momento quelli che sono i compiti di impatto di quella che è l'amministrazione regionale, cioè l'interesse dei siciliani. Il tema della Giunta è un interesse importante naturalmente, ma prima i siciliani, anche perché la Giunta faremo un buon lavoro, ma lo faremo nel rispetto dei tempi, perché accelerare significherebbe sottrarre del tempo ad altre emergenze, anche perché per la Giunta abbiamo delle scadenze a medio tempo, non a breve termine. Va bene?